giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? In simultanea con noi siamo Sveva meravigliosamente sulla tolla di comando in regia tecnica e l'avatar del sottoscritto Ciccio Barbù in simultanea con voi quando sono scoccate addirittura le 13:15. Allora chi ha tempo non aspetti tempo e noi non abbiamo nemmeno tempo, quindi velocemente. Oggi c'è lo spazio per le 2 rubriche, una relativamente nuova, un mese in prima fila, e parleremo appunto di teatro, c'è uno spettacolo di Antonio Cornacchione, Basta poco, poi c'è uno spettacolo In the Deep, Basta poco è al Teatro Leonardo, mentre In the Deep è all'Ecoteatro e ha come protagonista una coreografa che partecipa anche a una trasmissione molto conosciuta. Io non l'ho mai vista in vita mia, la trasmissione si chiama Ballando sotto le stelle. Pensate che nella trascrizione mi ero pure sbagliato, ho scritto Ballando sotto le stalle. Sono stato severamente ripreso giustamente per questo. Però è una trasmissione, so che ha i record di ascolto su Rai 1 e ci sono proprio, insieme a questa coreografa, ci sono protagonisti, poi vi farò insomma anzi sarà Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione, è lei che è la diciamo il nome tutelare di questa trasmissione. Poi Patrizia ci porta anche, ci sono 2 clip e ce n'è una molto interessante. Pensate che io l'ho scritto ascoltando la clip e ho detto: "Ma, Patrizia, spiegami una cosa, perché sono vecchie conoscenze di questa radio, vale a dire i Legnanesi. Ve li ricordate? Ai tempi di Radio Padania, eccetera. Venivano qua di persona, mi sembra il martedì avevano, una trasmissione fissa. E, lei li conosce, li ha intervistati e loro dicono in questa intervista, parlano dei promossi sposi, non a caso al Teatro Manzoni, dall'8 di gennaio al 22 di febbraio. Io mi sono chiesto, sono rimasto stupito, ho pensato un qui pro quod, come dice Hannibal the Cannibal, o qui pro quo come dicono gli italiani, o qui quo qua come dice Walt Disney, e facendo anche una figura un po' barbina del provincialotto, quale giustamente sono. No, no, mi ha spiegato Patrizia, e sarà proprio l'8 di gennaio, 22, dall'8 di gennaio al 22 di febbraio del 2026. Poi sono andato a controllare, è proprio il cartellone del Teatro Manzoni 2025-2026 e tra poco iniziano le prevendite. Cioè neanche i Rolling Stones, neanche i Rolling Stones. È incredibile, li abbiamo visti crescere, vien quasi da pensare. No, erano già, però quando erano qui, quando venivano qui a Radio Padania, era qualcosa un po' di nicchia, erano molto conosciuti e amati, ma diciamo in un ambito, ho appena detto, di nicchia, ristretto. E invece hanno, ampliato il loro, diciamo, il loro pubblico al punto che, al Manzoni, uno dei teatri più importanti di Milano, soprattutto 9 mesi prima, prevendite che iniziano 9 mesi prima, 8-9 mesi prima, neanche i Rolling Stones. Congratulazioni a loro. Lo spettacolo di Antonio Cornacchione, allora, lo spettacolo che vi ho detto, In the Deep, all'Ecoteatro, è uno spettacolo di danza,
quindi che dura 70 minuti, poi magari vediamo tutti i particolari. Invece Basta poco di Cornacchione, uno spettacolo interessante perché credo che possa essere possa intrigare molti di noi, perché il protagonista è un personaggio, come l'attore, come l'autore, è di sinistra, da quello che si capisce, però vuol fare un po' il furbo, non vuole versare il TFR a una dipendente, della quale è anche innamorato per giunta, straniera. Lui non vuole versarle il TFR, quindi propone a questa ragazza di andare a vivere con lui. Poi è un ungherese, una magiara, garantendole vitto e alloggio. Lui vive in un alloggio, quindi si presume una casa popolare, senza averne diritto, perché era dei genitori che sono morti. Viene scoperto e al posto suo mettono una famiglia di rom. A quel punto apriti cielo, lui cerca di opporsi e viene bersagliato dai quelli gli amici della Salis, diciamo dei centri sociali, e lui dall'altra parte viene preso come simbolo da dei neofascisti e lui non sa più insomma cosa pensare. Io direi che così a occhio la trama mi sembra veramente di quelle molto legate alla realtà che seguiamo tutti i giorni, e al Teatro Leonardo dal 3 al 13 aprile. Poi avremo anche, come sempre, la rubrica ormai, quella, allora, in prima fila è da un mese, parlo di scrittore da anni, parecchi anni ormai, e la tradizione che chiude questa trasmissione è il Che giorno è oltre la pagina, e avremo oggi Paolo Fumagalli. Il romanzo è Un anno senza estate, è un romanzo storico che implica diversi piani di lettura, perché i protagonisti sono personaggi che fanno parte della cultura europea, inglese, il romanticismo dell'Ottocento. Stiamo parlando di Mary Shelley, stiamo parlando di Lord Byron, stiamo parlando Percy Shelley, il marito di Mary Shelley, stiamo parlando di Polidori, John Polidori, che è un po' considerato il creatore del vampiro come figura letteraria. Mi sembra si chiamasse proprio il vampiro. Pensate che, credo di ricordare, originariamente noi siamo abituati ai vampiri, quelli che vediamo al cinema, no? Da Bela Lugosi, oppure gli appassionati come me di Zagor, Bela Rakosi. Quindi sono chiaramente personaggi, figure un po' allampanate lo stesso gigantesco Dracula di Gary Oldman. Sono figure dell'Est che trasmettono il loro essere slavi anche in qualche modo. Invece credo proprio nel primo di John Polidori, o poi anche nei racconti che cominciarono a popolare, chiamiamolo editoria, se si può dire, del fine Ottocento, erano tutti italiani, quindi italiani del sud, quindi fronte bassa, sopracciglia unite, e altre caratteristiche, quindi occhi di bragia, capelli nerissimi, magari anche ricci. Vabbè, questo è a latere. Invece questo romanzo ha tante suggestioni, perché Mary Shelley, che è l'attrice di Frankenstein, fa venire in mente il transumano di cui tanto si parla adesso. Trans, io o lei transessuali sono comunque un passaggio. È pericolosissimo questo passaggio, perché sembrerebbe che io voglia dire che il transessuale è un mostro. No, mi mordo la lingua. Io non sopporto certe esagerazioni, certi eccessi, e non sopporto che non si possa criticare. Non è che perché una è transessuale abbia sempre automaticamente ragione. Così come non è che se uno è stato perseguitato dai fascisti ed è stato vittima dei fascisti e per questo bisogna assolutamente, diciamo, rispettarlo, tutto quello che è scritto sia verbo rivelato. 80 anni fa dire che la proprietà è un furto, una fesseria.
come lo è adesso, ma lo era anche 80 anni fa. Il mercato, a parte che il mercato esiste da quando esiste l'uomo. La società industriale nasce alla fine del Settecento. Nel 1943 dire che la proprietà privata è da abolire è una fesseria, anche se l'ha detto un antifascista di quelli veri, di quelli che ci ha messo, che ci ha rimesso lui. Non contestualizzare, proprio contestualizzandolo dice ancora di più. Vabbè, lasciamo perdere Ventotene, mi faccio prendere ogni tanto, chiedo scusa. Allora, ci sono tutte quelle considerazioni sul futuro, ne parlavo proprio ieri con Paolo Fumagalli, c'è una produzione letteraria, saggistica, fino a'800, io conosco di più quella francese, mi viene in mente Maurice Joly, mi viene in mente Gustave Le Bon, Psicologia del folle lo conoscono ormai tutti, che scrivono, che compiono delle analisi che sono impressionanti nel fine '800, perché disegnano il XX secolo, il secolo breve e anche un po' quello nostro. E sono quei fermenti culturali che troveremo anche in questo libro tramite i protagonisti che sono anche dei protagonisti storici. Per qui Parlamento invece lo scopriremo tra poco. Potrebbe esserci Giorgia Latini, noi speriamo, per parlare del Cantico delle Creature diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado. Proprio ieri mi sono anche fatto trasportare, lo sapete, per me, cosa ho detto, che è incanto, rivelazione e insegnamento, a seconda di quando lo leggi. L'ho letto 3 volte, da bambino, da adolescente e da adulto. Mi è piaciuta questa definizione. Allora, vediamo, eccoci qua. Genetriaci velocemente, i convenevoli formulaici in qualche modo sono già fatti, eventualmente poi li riprendiamo, ma fatemi fare, ho 3 minuti per i genetriaci. Marcello Marchesi, 15° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per tutti è un venerdì Vinas, 4 di aprile, anno domini 2025, che dir si voglia. Marcello Marchesi ha detto, personaggio incredibile, milanese, formidabile. Chi è felice è stupido. Non è vero, ma consola. Fantastico. Poi, se andate a cercare, forse ho anche, non so se ho dei libri suoi, so che online trovate tantissima letteratura su questa, e tantissimi suoi aforismi. Questo è pericolosissimo. Oggi è un giorno, Sveva, tienimi d'occhio, perché oggi sai che è un giorno storto per me. E comunque Marcello Marchesi, Dio ti assista. A modo suo è una bestemmia. Questo è Marcello Marchesi. Marguerite Duras, che si chiamava Donadieu, Memorie di Adriano. La solitudine non la si trova, la si crea. Pensate che lei ricevette, questo l'ho scoperto proprio grazie ai genetriaci, ricevette una nomination all'Oscar per la sceneggiatura per un film che io ho là, che mi aspetta, Hiroshima Mon Amour. Poi Elmer Bernstein, ha avuto, pensate, un compositore statunitense, non ha parentela, mi sembra, con i più celebri, gli altri Bernstein. Lui, tra le altre cose, ha anche un lupo mannaro americano a Londra, Ghostbusters, eccetera, non quella, la canzone pop. E, il regista di Un lupo mannaro americano a Londra racconta che quando lo contattò, disse non avevo speranza che un nome così importante componesse la colonna sonora, invece l'ha composta. Comunque Herman Bernstein ha avuto 14 nomination, solo un Oscar. Poi Anthony Perkins, Norman Bates è l'Amleto dei film horror, ha detto, Psycho. Silvano Flaborea, giocatore del Portoguaro tra il 1957 e il 1959. Francesco De Gregori, che è poi anche bibliotecario, cioè pensate, il papà bibliotecario e mamma insegnante di greco, cioè nasce in una famiglia estremamente colta ed è da considerarsi effettivamente un musicista molto molto colto.
Poi abbiamo Gary Moore degli Skid Row, Hugo Weaving, non ha ancora avuto nomination, è il cattivone di Matrix, ma è anche uno dei tre travestiti di Priscilla, la regina del deserto, un film molto bello degli anni 90. Capirex, Loris Capirossi, un fegatoso emiliano, un leone emiliano. Io non ho paura, quando sei morto e basta. Sempre piaciuto come correva, mamma quanto che coraggio quel ragazzo. Beh, ma adesso fa 52 anni. Serena Autieri, una napoletana bionda, gli occhi azzurri, bellissima, anche brava. E poi un attore molto 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 amato, anche Vincent l'ho apprezzato, ha ricevuto un Oscar postumo per la sua interpretazione in Batman, e sto parlando di Heath Ledger. Grandiosa anche la sua interpretazione Joker, grandiosa anche la sua interpretazione in Ritorno a Brokeback Mountains. Lui interpreta Ennis Del Mar, un'interpretazione, quella del Joker, gareggia con quella di Joaquin Phoenix, anche se Vincent preferisce quella di Joaquin Phoenix, io non lo so, è migliore quella di Joaquin Phoenix, ma io sono affezionato a Heath Ledger. L'interpretazione in Ritorno a Brokeback Mountains, cioè, a me sono venute fuori le lacrime, a me sono spuntate le lacrime, fantastico. Stop, tra poco allora con in prima fila. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Allora, siamo sempre in diretta con Radio Libertà, adesso inizia naturalmente oltre la pagina, inizia la relativamente nuova, comunque l'ultima trasmissione inserita in oltre la pagina, vale a dire in prima fila, che ovviamente si avvale della imprescindibile collaborazione e anche partecipazione diretta anche di Patrizia Gallini. Poi sentiremo anche nel corso della trasmissione due clip di due sue interviste. Inviata speciale. Allora, bentornata ai nostri microfoni, Patrizia. Grazie Pierluigi e buona giornata a tutti. Allora, prima di tutto voglio dire due parole. Io ho scelto questa volta, anzi abbiamo scelto, due teatri che non sono in centro, ma leggermente, diciamo, in periferia, proprio per poter parlare un po' di tutte le zone. E il primo, come hai già detto tu, è l'Ecoteatro, che è in via Fezzan. Il titolo è In the Deep ed è, spero di pronunciarlo giusto, presentato da Vera Kinnunen, chiaramente non è italiana per cui si dice così. È dal 4 di aprile fino al 13, sicuramente non tutti i giorni perché il venerdì, il sabato e la domenica, e la settimana dopo il giovedì, venerdì, sabato e domenica. La domenica è sempre al pomeriggio per dare l'opportunità a chi non ha voglia di uscire di sera, specialmente le persone non più giovanissime, di poter andare a teatro. La storia è di In the Deep, è la storia di Cher, una donna che per trovare la sua strada ha dovuto, diciamo, camminare al buio, e la storia di un'anima al buio ad un passo dalla luce. La Vera Kinnunen è una maestra di danza dello spettacolo televisivo Ballando con le stelle, non con le stalle sicuramente. E ci sono anche altri bravissimi danzatori, tra cui abbiamo Michael Fons, Pasquale La Rocca e Samuel Peron, alcuni suddivisi nella settimana. Inoltre invece in tutte le date ci sarà Susi Lucente, che è una danzatrice internazionale della danza latinoamericana. Patrizia, scusa, Dimmi. non so se vogliamo dare anche i dati sui prezzi dei biglietti, e volevo ricordare allora 4, 5, 11 e 12 aprile l'ora precisa è 20:45, mentre il 6, il 10 e il 13 ho visto all'ore 19 ed dura 70 minuti. Ormai quasi tutti i teatri, anche il Carcano piuttosto che altri, hanno degli orari differenziati. Sì, volevo anche specificare, si tratta di uno spettacolo di danza, perché appunto i nomi che avete sentito fatti da Patrizia sono figure che io non le conosco perché non ho mai visto una puntata, ma so che per gli ascolti è una delle trasmissioni cardine di Rai 1, mi sembra. La Rai, insomma, sì, esatto, si affida Ballando con le stelle, anch'io ne ho viste poche, devo dirti la verità. Ma so che sono molto celebri perché audience. Esatto, fa tantissimo e necessariamente immagino siamo anche molto 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 bravi, e quindi Sì. uno spettacolo di grandissima qualità, presumo. Sì, così hanno detto, adesso lo vedremo poi, anzi inizia oggi, per cui inizia oggi alle 20:45. Patrizia, scusa, fammi dare il numero di telefono per chi fosse interessato. Certo. Allora, non so se ce l'hai tu o preferisci, io l'ho qua sotto mano. Io ce l'ho, se lo vuoi. 02 allora, ecco, prego. 827 73 651. Perfetto. E la biglietteria è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. E prima di passare a Leonardo vorrei dire che l'Ecoteatro si chiama Ecoteatro perché è la prima sala milanese ad aver adottato un protocollo gestionale conforme al modello di sviluppo sostenibile promosso dalla Comunità Europea e finanziato dalla Fondazione Cariplo, per cui anche l'Università di Losanna
l'ha denominato World Leading Institution, proprio in tema di cultura e sostenibilità ambientale. Anche questo va detto, non ti sembra? E anche il nome del teatro, poi Ecoteatro. Assolutamente. Patrizia, vuoi introdurre tu? Non so se adesso vuoi che passiamo al Teatro Leonardo. Vuoi introdurre tu o introduciamo con la tua clip la tua intervista? Sì, introduciamo la clip della presidentessa, al di là del fatto che la maggior parte delle cose su Leonardo le hai dette anche tu e non vorrei ripetere le stesse cose. Però facciamo sentire prima di tutto la clip. Esatto. Allora, dammi solo il tempo perché abbiamo solo un computer certo. in diretta. Fammi dire una cosa un po' sciocchina, ma mi ha colpito la Gaia Calimani perché sembra la sosia, la sorella gemella di un'attrice che io amo tantissimo, Goldie Hawn. Non so se... Allora, eccoci qua. Vediamo se riusciamo a far sentire. Sì. Ma non è la foto della bionda che abbiamo fatto vedere, specifichiamolo, Ah, no. Appariva no. una bionda, ma non è lei la Gaia No. Callimani, No, assolutamente. Allora, vediamo, faccio partire la tua la tua intervista. Buongiorno. Oggi siamo presso il Teatro Leonardo e ho davanti a me la presidentessa Gaia Callimani dell'MTM. Buongiorno, ci vuole parlare dell'MTM in generale? Buongiorno a tutti. Noi come Manifatture Teatrali Milanesi non gestiamo soltanto il Teatro Litta, ma anche la Cavallerizza e il Teatro Leonardo. Il Teatro Leonardo, che si trova in piazza Leonardo da Vinci, angolo via Ampère, quindi alla fermata della metropolitana Piola, municipio 3 di Milano, è un teatro a cui noi teniamo molto perché da quando lo gestiamo abbiamo cercato di dare un taglio comico, legandolo a un abbonamento ad hoc, l'abbonamento Sorriso, quindi un abbonamento rivolto a spettatori che hanno voglia di stare a teatro, emozionarsi, riflettere, ma soprattutto anche uscire magari con un sorriso sul viso. Mi sembra una bella idea. E ora parliamo di Basta Poco, che andrà al Teatro Leonardo dal 3 al 13 aprile di Antonio Cornacchione. Cosa ci vuol dire in merito? Allora, Basta Poco sarà una sorpresa, credo, per tutti noi, non soltanto per il pubblico. Basta Poco mi è stato consigliato dal regista Marco Rampoldi. Marco Rampoldi è un regista di commedie milanese molto conosciuto, con cui noi collaboriamo tanto, il fatto di portare, ci ha fatto questo regalo di portare Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella in teatro da noi. È una commedia con uno sfondo probabilmente anche molto politically correct, quindi una sorpresa sarà assolutamente, si sorriderà, si riderà, siamo nelle mani, diciamo, di tre bravissimi, più che attori direi dei mattatori, perché Cornacchione, che è interprete ma è anche l'autore, quindi la novità è che Cornacchione è l'autore di questa commedia, di questo spettacolo, e Pino Quartullo e Alessandra Faiella sono conosciuti, quindi sono dei veri e propri mattatori che ci porteranno in una narrazione, in una storia. Credo che da lì si sviscereranno anche argomenti sociali e politici. Sicuramente vengono toccati argomenti sia sociali che politici. Benissimo, la ringrazio e venite a vederlo. Vi aspettiamo, Teatro Leonardo, Basta Poco. Ecco, sì, Patrizia, volevo aggiungere che Sì? non l'ho detto, non so, che sono previste durante questo spettacolo anche interventi addirittura di Pierluigi Bersani e di Bebo Storti, famoso comico, è stato anche consigliere regionale di Rifondazione Comunista. Quindi direi che è uno spettacolo che sicuramente sarà spostato politicamente, ma potrebbe interessare tantissimo gli ascoltatori di questa che non oltre la pagina, non in prima fila, non parola di scrittore e nemmeno che giorno è,
ma per il resto è una radio politica, insomma. E io immagino, perché intanto Cornacchione è bravissimo, secondo me. Sono perfettamente d'accordo con te. È magico Assolutamente. certe volte, e te lo dice uno che sapendo che lui è molto di sinistra, ma a me cosa importa se uno è bravo, ma soprattutto penso che che sia molto molto interessante vedere la rappresentazione di un comico che è sempre stato anche un po' di più di un comico, molto intelligente, la rappresentazione della nostra quotidianità. Penso che sia qualcosa che può interessare tantissimo. Ti prego, a te Sì, la io parola. trovo che sia una farsa divertente, anche se politicamente scorretta, ma che vale la pena andare a vedere. Io non scelgo mai la pièce o il teatro a seconda della politica, bensì se le cose sono interessanti e se c'è un bravo attore. Sei d'accordo con me su questo? No, assolutamente. Ho Io ti ancora 2 dico, minuti oppure no? oh no, abbiamo ancora 10 minuti, 12 anche. Allora Tanto li abbiamo sicuramente, anche io perché ti così dico, ti dico, possiamo dare dei Patrizia, prezzi e degli orari, sei d'accordo? sì, sì, fammi dire una Allora, la cosa, durata che dello Patrizia, spettacolo no, è scusa, un'ora e scusa, 50 minuti. sì, E dal giovedì al sabato alle 20:30 e come al solito abbiamo la domenica il pomeriggio alle 16:30. I prezzi variano da un intero a 30 euro alle convenzioni a 24 e poi ci sono dei prezzi ridotti per gli under 30 o gli over 65 come me. Poi abbiamo anche gli universitari, comunque c'è la possibilità di avere dei prezzi scontati. Si può anche fare un abbonamento, specialmente per gli over 65 e gli under 30. Ecco, questo credo. I biglietti sono acquistabili anche sul sito del teatro mtmteatro.it o sui punti vendita Viva Ticket. Ecco, questo andava detto, sei d'accordo? assolutamente. Il numero anche di telefono, se volete, 02 86 45 45 45. Dura 110 minuti anche, aggiungo, per vostre conoscenze. L'ho detto. Ah, scusami, non, Un'ora e 50 minuti dura. no, probabilmente c'è stato qualche problema di audio, stavo cercando di mettermi in contatto con te, Ma no, perché sto scherzando, bisogna anche un po' scherzare, no? Non ti sembra? sì, Ora, no, ma io io ho veramente, partecipato alla conferenza stampa dei Legnanesi e ho fatto una piccola clip, un'intervista. Se hai adesso voglia la di facciamo farla sentire. sentire? Scusa, Patrizia, scusa, la facciamo sentire, però prima volevo da te anche comunque due parole su un teatro così importante come Leonardo. Sì, guarda, il Leonardo è un bel teatro, è un teatro che esiste da tempo, ha 500 posti e fa delle scelte completamente diverse una volta dall'altra, perché ci sono delle pièce serie, delle pièce un attimino più musicali anche, di tutti i tipi. Io non ti posso dire nient'altro perché chiaramente non ho ancora visto, anche se è iniziato ieri, non ho ancora visto Basta Poco, per cui non ti posso dare un vero e proprio giudizio. Comunque è in via Ampere, numero 1, zona universitaria di Piola, e lei già detto, lo ripeto, 500 posti, quindi una sala importante, credo di poter dire. Sì, è la zona accanto al Politecnico, è proprio la zona degli studenti, davanti a quella grossa piazza, è una zona molto carina. Sì. Allora, prima di passare ai Legnanesi e facciamo sentire anche la tua clip, non volevo concludere un pensiero, no? Quando tu hai detto giustamente scegli le opere, i lavori che ritieni più interessanti, più originali. Io che ho questo rimorso di non riuscire ad andare a teatro, ma quando sarà finita questa esperienza qua, di lavoro, quando andrò in pensione voglio andare a teatro tutti i giorni. Mi Dico sembra che giusto. sto scoprendo anche, cioè, intanto per me il teatro è già spettacolo, il teatro in sé.
E poi, grazie a te, sto scoprendo che la fortuna di essere qui a Milano, cioè di avere una offerta diversificata, molto attraente in tanti campi. Per esempio, io non sono attratto dai musical, ma, per esempio sarei anche, Sapore di mare, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, anche quello In the Deep, quindi, sentirne parlare, l'idea di vederlo rappresentato a teatro mi intriga moltissimo. E poi ci sono tanti, c'era la Locandiera, c'è il teatro diciamo più tradizionale, c'è il teatro più contemporaneo, cioè una gamma di offerta davvero strepitosa. Sì, e poi ci sono anche pochi, ma ne parlerò la prossima volta, dei teatri anche che sono gratuiti. Devi solo telefonare ed andare, fermare chiaramente il tuo posto, perché devono sapere quante persone arriveranno e anche la loro capienza. Però c'è veramente un po' di tutto a Milano, per cui lo trovo una cosa gradevole, ecco. Allora, Quello... togliamo la condivisione Sveva, perché adesso facciamo sentire che è Sì, anche un ecco, prima ritorno. di dire questo volevo dire semplicemente che i testi di questo Promossi Sposi sono della moglie del capocomico, che è lei perché sono cambiati tutti dall'epoca, ormai sono alcuni anni che sono cambiati completamente tutti i personaggi. Bisogna pensare che il primo Legnanese era del 1949, per cui chiaramente Musatti non c'è più, purtroppo, chiaramente gli anni passano per tutti, e che è la moglie che scrive tutti i testi. Allora, sentiamo questa clip, sentirete Sì, è una clip appunto proprio pochi minuti. voci familiari, perché come ricordavo introducendo la trasmissione, i legnanesi li incrociavo anche qui, venivano proprio in studio, nei vecchi studi di Radio Padania, credo fosse il martedì, quando, il giorno della loro trasmissione. Sentiamo. Facciamo partire. Come mai siete ritornati al Manzoni? Ma come mai? Perché la tradizione è fondamentale, la tradizione e la storia lombarda dove sono al Teatro Manzoni di Milano, e quindi chi meglio dei legnanesi poteva riportare la tradizione lombarda al Teatro Manzoni? I legnanesi, no? Con il nuovo spettacolo bellissimo dal titolo I Promossi Sposi. I Promossi Sposi, dall'8 di gennaio al 22 di febbraio noi saremo qui. Benissimo, vi ringrazio e poi ci riparleremo un'altra Grazie volta a te, quando un saremo. bacione. Grazie, Ciao. Allora, Ecco. Patrizia, come io non mi spiego, quindi faccio appello a te. Quando li ho conosciuti qui a Radio Padania, 20 anni fa, erano molto popolari qui in Lombardia. Per esempio, io non sapevo neanche che esistessero, ma era un successo intenso, ma diciamo, non esteso, quasi di nicchia. Adesso l'idea che, io ti ho scritto ieri perché pensavo ci fosse un qui pro quo, invece mi hai spiegato che hanno presentato il cartellone della prossima stagione teatrale, perché partirà la prevendita dei biglietti 8-9 mesi prima, neanche i Rolling Sì, il Stones. 14 di aprile, fra poco anche. Ma neanche i Rolling Stones. Come ti spieghi questo successo così, non più intenso, esteso? Sì, ma poi devi anche pensare che non vengono più solo a Milano, a Legnano o nei paesi limitrofi, vanno anche in Emilia-Romagna, vanno da varie parti. Chiaramente i testi adesso sono sempre in milanese, ma con molte parole in italiano per poter capire un po' tutti quello che dicono, perché se no, che poi non è neanche il dialetto milanese vero e proprio, ma è legnanese, che è leggermente diverso da quello che può essere il dialetto milanese, che tanti anni fa si parlava anche nelle famiglie di un certo livello. E alla gente piace, ha voglia di ridere molto probabilmente, non sono mai volgari, questo va detto, però hanno delle gang abbastanza simpatiche, ecco. Possiamo dire che in qualche modo sono una moderna commedia dell'arte? Sì, ma devi pensare che il direttore artistico li ha proprio corteggiati e gliel'ha proposto varie volte di venire al Manzoni,
e loro hanno deciso che davano l'opportunità così un po' a tutti di venire, perché prima erano al Repower ed era un po' lontano alle 9 di sera, specialmente in inverno, andare fino al Repower, mentre al Manzoni diventa tutto molto più facile perché è centrale. E quindi Ho capito che tu non andrai sicuramente a vederli. Ma il teatro sì, bisogna mi piacerebbe arrivare a una maturità tale di andare anche alla scoperta, non solo Pirandello, Shakespeare o chi vogliamo, avere proprio la dimestichezza, la conoscenza per andare a cercare, anche a sperimentare. E quindi potrei anche andare, mi piacerebbe un giorno andare a vedere anche i Legnanesi, perché vorrebbe dire che avrei maturato una conoscenza e un'esperienza alla quale ambisco di arrivare prima o poi. Ci devo arrivare, è una promessa, è un impegno che ho con me stesso. Te lo auguro, e anche la tua compagna ha diritto anche a lei a andare a teatro, scusami. Assolutamente. Ma quando eravamo giovani si andava, ma anche poi abbiamo perso questa abitudine, e allora bisogna riprenderla, perché è un rimpianto grosso. Pensa che io ti dico, adesso mi lascio andare, io vorrei tanto anche tornare ad andare al circo. No, io vedere gli animali, il circo senza animali, quello mi va bene, ma se no il circo con gli animali no, mi dispiace, io non ci andrò mai. Ma a me va bene anche quello senza animali. Se ci sono gli animali, ecco. a me va bene, se non ci sono va bene lo stesso. Avrei tanta Lo voglia di Cirque anche du Soleil arriva fra poco, quello è molto interessante andarlo a vedere. Perché anche il circo è una forma di commedia, in qualche modo di commedia dell'arte. Allora, Patrizia, io direi che possiamo allora concludere e a risentirci la prossima settimana. Esatto, la prossima settimana andate al cinema e anche a teatro, giusto? Esatto, le due cose vanno molto bene insieme. Buon weekend, a presto. Allora, andiamo alla conclusione. Vediamo. Intanto aggiornamenti. Mercati sotto scacco, Milano a picco, meno 7% per le borse europee, la peggior settimana dal 2022. Questa è l'apertura ANSA. Cina, dazi aggiuntivi al 34%, Mosca, economia in subbuglio. Meloni, ragionare sulla sospensione del Green Deal per l'automotive. E poi l'apertura, sempre le borse affondano, questo è l'apertura del Corriere, è analoga anche quella di Repubblica. Allora, andiamo. C'è il pestifero del Brembo. Allora, eravamo in pensiero, pensavo che ci ha messo un'ora, giorno storico, tagliarti la barba, allora non sei più Ciccio Barbù. Un saluto al grande Marco Pinti, ma questo forse è... Bravo poeta, il venerdì è sempre storto, è nato mio figlio, io direi che chi è felice è stupido perché non sa cosa lo aspetta. Buon pomeriggio e ricordati Fix Chen Chen. Allora, grazie a Stefano Del Brembo, Dio tassista è stato un complimento alla categoria. Dio esiste fortunatamente. Questo è Manzoni, questo poi non se lo meritano. Questo però non so se sia riferito, cioè è arrivato nella fascia oraria, non so a cosa sia riferito questo messaggio, non se lo meritano. Alle 13:54. Poi Bruxelles avverte preparare urgenti provviste per la guerra. Questo è una clip tratta da YouTube, da qui non riesco ad aprire. E poi Maurizio Pelle, vai a teatro dal vivo, capisci chi è attore, scrive Maurizio. Devo. È un po' insomma, i tempi di lavoro, la pigrizia, soprattutto la pigrizia. Allora, grazie anche a Maurizio. E allora, io lo porterei al teatro.
io lo porterei a teatro. Cioran lo porterei a teatro, e do una risposta a Maurizio, proprio con Cioran. Ciò che manca alla salute è l'infinito. Ecco perché gli uomini hanno rinunciato a essa. 14. Allora, adesso andiamo all'intervallo e poi scopriremo vivendo e ascoltando chi andrà in onda per Qui Parlamento. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È un comune operaio di un cantiere edile, ma quando la figlia del suo capo viene rapita, dovrà utilizzare tutte le sue abilità da ex marine. Jason Statham torna al cinema il 10 aprile per sconfiggere una pericolosa organizzazione criminale. Dal regista di Suicide Squad e The Beekeeper è Working Man, dal 10 aprile al cinema. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare. È il cuore che canta. Vate a fischiettare. Cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame. Chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney. Ho avuto lo stesso pensiero. A marzo. E quella La fiaba si rivela. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo solo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema. Allora, sentiremo tra poco un pirotecnico, Stefano Candiani, per cui Parlamento contro la sinistra. E intanto, Maurizio, tutti possono fare cinema, vedi il neorealismo con attori di strada, una scena la giri 20 volte, al teatro no, il pubblico è vivo, è pronto. Infatti io, a dire la verità, per le possibilità, per le potenzialità, apprezzo tantissimo anche il cinema. Tra l'altro il famoso neorealismo usava interpreti di strada, ma erano maestri che venivano fuori dal centro, quello fascista, quello creato dal Duce, e non lo dico volentieri, però erano tutti usciti da Rossellini a De Sica, quindi erano dei maestri assoluti. Per esempio, Maurizio, visto che mi sembra che tu abbia anche un po' interesse al cinema e non solo alla politica, Umberto D, io non riesco a guardarlo, mi blocco, cioè proprio mi emoziono, mi fa venire in mente quando deve vendere il campo. No, così come, ma lì è il neorealismo magico, lo chiamano, che è un po' una contraddizione, quello di Miracolo a Milano, sempre di De Sica. Quello che dici tu sul teatro è il motivo per cui anche chi va a teatro va sostanzialmente, nessuno ha il coraggio di metterlo a se stesso, ma vai a teatro aspettando che l'attore sbagli. Sì o no? Dai, provate a interrogarvi se siete stati a teatro, se avete voglia di andarci, eccetera. Tu vai a teatro per vedere se l'attore sbaglia la battuta o magari scivola, slitta o cose di questo genere. Poi tu vai anche però sperando che lui non sbagli e quindi alla fine della performance applaudi convinto e rapito dalla sua bravura. Salvo Randone, che io tanto ho visto solo nel teatro, sì, ma teatro in videocassette, in DVD, insomma. Per esempio, trasmette un carisma incredibile, no? E lì ti aspetti proprio l'esibizione della sua bravura dal vivo, in diretta, senza rete. E mi ricordo che ero inorridito perché non so come la so sta roba, perché francamente non seguo la personaggia Michelle Hunziker. Anche lei, quanto pare, l'hanno portata a fare teatro. E lei sì, non so come mai, io cambio canale di solito
così, ognuno ha le sue simpatie, no? E lei raccontava che in questo opera teatrale lei è andata in scena e lei ha avuto un singulto, per dirla volgarmente, ha ruttato e dopo aver ruttato si è messo la mano davanti alla bocca e guardando il pubblico, scusate, e raccontava che il regista voleva mangiarla viva. Ecco, quello non è teatro. Lo sbaglio che dico io è non ho neanche più non ho l'esperienza, ma è anche la capacità dell'attore di rimediare. Ti accorgi quando qualcuno non ha al momento la battuta, quel poco che so io di teatro, che ho visto in teatro, ti accorgi quando l'attore non ha la battuta, se l'è dimenticata, ma con una giravolta, con un colpo colpo di reni riesce comunque a sistemare il tutto. Va bene, allora andiamo avanti con vediamo, no, si parla sempre delle borse a picco e non c'è, vediamo se Dagospia ci dà qualcosa di sapido prima di passare al qui Parlamento. Dunque, è solo l'inizio, niente, anche Dagospia parla con qui salta tutto, il flagello Trump mette in ginocchio Piazza Affari e Meloni ora che dirà? Si sono inghiazzati i palestinesi nella striscia di Gaza, monta la protesta contro Hamas dopo l'uccisione di Odaya Rubai, 22enne che era scesa in strada per manifestare contro i miliziani. Il gruppo che tiene in ostaggio la striscia pensava che l'esecuzione sarebbe bastata per mettere a tacere il dissenso, ma centinaia di persone sono riscese in strada al grido "Vogliamo vivere". Finalmente Disney ha imparato la lezione, il pubblico vuole intrattenimento, non pippardoni politically correct. L'azienda di Topolino ha messo in pausa il remake live action di Rapunzel dopo il mega flop della versione woke di Biancaneve, che ha incassato 145 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di 270 milioni. L'ultima speranza per la Disney è il remake di Lilo e Stitch. Il trailer ha ottenuto 173,1 milioni di visualizzazioni in 24 ore, diventando lo spot Disney più visto in assoluto online. C'è una telefonata, la parola a chi ce l'ha? Pronto? Buongiorno signor Pellegrin, io ritorno indietro dalla Le Pen, se non le dispiace. Prego. Ecco, perché secondo me la magistratura è usata per punire i nemici. Allora, guarda caso, signor Pellegrin, il Tribunale di Parigi ha condannato Marine Le Pen un divieto di 5 anni di partecipare alle elezioni e 4 anni di prigione addirittura. Ennesima prova, secondo me, che la cosiddetta democrazia liberale europea è la grande menzogna del nostro tempo. A nulla è valso che la stessa Le Pen, mi sembra, abbia cercato di farsi spacciare per un politico del sistema, tra cui il sostegno all'Ucraina. Per i globalisti, signor Pellegrin, incarnati dell'UE, è rimasta una nemica, secondo me. Il sistema globalista usa la magistratura per sconfiggere i propri nemici, prendendo imitazione il modello Giustizia Italia. Negli ultimi mesi i prezzolati uomini finti di legge hanno dato il meglio di sé. La saluto e buon fine settimana anche a lei. Grazie alla signora Lisetta. Allora, noi andiamo avanti e ascoltiamo insieme Stefano Candiani che risponde, replica, contrattacca la sinistra che parlava di libertà di stampa. Ascoltiamo insieme. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, la Pellegrina, o segua te, la Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Allora, potete fare molte cose su questo sito, la firma per le forze dell'ordine. Difendiamo chi difende gli italiani, raccolta firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Firma anche tu. Poi vi ricordo anche la possibilità di iscriversi alla Lega, è molto facile, molto semplice. Si versano 10 €, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati che vi verranno richiesti e infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io personalmente mi permetto di consigliare ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il calendario delle feste della Lega è un fine settimana, quindi un appuntamento per tutti, e poi il momento di autodeterminazione civica, di autocoscienza civica, il 2 per 1000 sono soldi dello Stato, però bontà sua lo Stato ci dà la possibilità di dirgli dove spenderli. Quindi è una scelta che non ci costa assolutamente nulla. Quei soldi lì non sono nostri, non li avremo mai, però possiamo dire dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega e noi veramente con felicità nel cuore indichiamo il D43 del 2 per 1000 nella vostra dichiarazione dei redditi. D di Domodossola, 4 come la pizza, 4 stagioni che mangerete stasera insieme agli amici, ai parenti o ai colleghi di lavoro. 3 è sempre comunque il numero perfetto. E infine le apparizioni radio televisive di loro, i protagonisti della Lega, i politici. Allora, in ora ante Lucana, ora presta per chi vi parla, domenica 6 aprile, Omnibus, la 7, Omnibus, la trasmissione storica, alle 8 del mattino con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Stefano Candiani, l'avete sentito poc'anzi, grazie a Sveva naturalmente, e lo potrete riauscultare, Rai Radio 1, il rosso e il nero, alle 11:43 di lunedì mattina. Poi abbiamo martedì 8 di aprile Claudio Durigon, star di Sky TG4, alle 9:30 del mattino. Poi abbiamo il sottosegretario al lavoro, poi abbiamo il sottosegretario alla programmazione Alessandro Morelli, giovedì alle ore 17:15, rubrica economia, l'emittente Sky TG24. E direi che per quanto riguarda Segui la Lega, ça suffit. A tra peu.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Allora, siete sempre in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 14:37. Oltre la pagina e la rubrica storica che chiude questa settimana, come tutte le settimane ormai da più di alcuni anni, Parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Collaborazione. Allora, oggi parleremo di un romanzo, Un anno senza estate, un romanzo storico, nuova edizione, 16 euro, 315 pagine. Vi ricordo anche che Patrizia Gallini è a vostra disposizione, avete il libro nel cassetto, lo potete inviarglielo in forma cartacea all'indirizzo Ardèche Comunicazione, che è scritto Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga 4, il codice d'avviamento postale è il 20144 di Milano. Se avete invece la versione elettronica potete inviargliela all'indirizzo email che è press2, press scritto press2 di numero, con il numero, press2 @ardèchecomunicazione.com, Ardèche Comunicazione tutto minuscolo attaccato.com. E allora vi ho detto Un anno senza estate. L'autore Paolo Fumagalli lo abbiamo al telefono, gli do il benvenuto e grazie per essere qui con noi, Paolo. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per avermi invitato. È un piacere poter parlare del mio libro con voi. Siamo noi che la ringraziamo. Fumagalli, allora, Lago di Ginevra 1816, Mary Shelley, il marito Percy Shelley, il poeta, Lord Byron, poi c'è John Polidori, insomma siamo in pieno romanticismo inglese, però qui in Svizzera, praticamente 2 passi da dove ci troviamo anche noi qui a Milano, perché la Svizzera è vicino, questo lo ha capito anche un immigrato dal Veneto Friuli come il sottoscritto. C'è anche Villa Diodati, c'è tanto da raccontare di questo romanzo, dove ne parlavamo ieri con lei nella telefonata per concordare l'intervista. Siamo in un periodo nell'Ottocento in cui si pensa al Novecento, in cui davvero ci sono dei momenti in cui ci accorgiamo
che l'Ottocento era stato anticipato dai poeti, dagli artisti e anche dai filosofi di quel secolo tumultuoso che è stato il XIX secolo. Ho fatto una domanda in una direzione, adesso ne faccio un'altra in una direzione opposta, ma le due convergono, Fumagalli. Come è nata l'idea di costruire questo romanzo in questa maniera, con questo tipo con questi protagonisti storici? Il primo spunto per scrivere il libro mi è venuto proprio dalla stessa Mary Shelley, che nelle prefazioni a edizioni successive di Frankenstein racconta con le sue parole, ovviamente anche inventando e modificando un pochino, però racconta gli eventi storici che hanno portato lei a inventare il personaggio di Frankenstein, a concepire il libro. E questo racconto, fin da quando l'ho letto la prima volta, mi ha sempre colpito tanto. Mi piaceva moltissimo l'idea di questi grandi scrittori che si erano riuniti, si erano ritrovati lì insieme, passavano tanto tempo a discutere, passavano tanto tempo anche a leggere, perché erano ovviamente tutti dei grandi appassionati di letteratura, e in particolar modo si stavano interessando appunto alla letteratura romantica, alle leggende tedesche, tutti questi testi in cui c'era la componente fantastica, la componente visionaria e anche di riflessione sull'individuo, sulla creazione artistica e così via. E quindi mi è sempre piaciuto moltissimo questa cosa. E dopo diversi anni, da quando l'ho letta per la prima volta, mi è proprio venuta voglia di raccontarne una mia versione. Chiaramente poi a quel punto, quando ho deciso di scrivere un romanzo, ho aggiunto tanto altro materiale di ricerca e documenti, lettura di biografie e così via, però volevo conservare proprio questo nucleo, che era quello che mi aveva interessato, cioè la riflessione sull'arte, sulla creazione letteraria, sulla scrittura, sul periodo romantico, sull'arte gotica e sull'incontro tra questi grandissimi artisti. Quindi un romanzo storico credo sia la definizione più vicina, anche se abbiamo capito che ci sono tanti livelli di lettura in questo suo romanzo. Le dicevo, io chiedo sempre una definizione, anche se le etichette sono antipatiche, ma bisogna pure dare una traccia, un'idea a chi ci ascolta di quale libro si troverà in mano quando inizierà a leggerlo. Romanzo storico può andare bene? Sì, assolutamente sì. Poi appunto ci sono molti elementi che sono anche fedelmente biografici, o comunque un po' riadattati, un po' raccontati a modo mio, ma sono molto fedeli alle biografie, ai caratteri, alle opere scritte dai protagonisti di questo libro, e altri invece che sono inventati appunto per raccontare una mia versione della storia, però assolutamente il riferimento al romanzo storico, sia per l'ambientazione precisa in un anno e per la presenza appunto di personaggi veramente esistiti, è sicuramente la definizione che può essere più adatta, più efficace per descrivere il libro. Le chiedo, il linguaggio come si è orientato per la scelta del linguaggio, perché comunque è un periodo di 2 secoli fa, che necessariamente comunque finiamo per immaginarci noi lettori in una certa maniera, però è anche detto che lo leggiamo nel 2025, 2024, quando è uscito il libro. Comunque ecco, lei che come ha operato le scelte, come è arrivato a scegliere un linguaggio, quello che lei ha trovato più adatto, oppure come dire, è avvenuto per un procedimento spontaneo? Beh, sì, probabilmente un po' entrambe le cose, perché mettermi nei panni di Mary e scrivere tutta la storia dal suo punto di vista, scriverla come se fosse il suo diario,
mi ha sicuramente aiutato a calarmi nel suo carattere, nella sua mente, e quindi anche a fare uscire la lingua che si poteva usare. Però appunto ho anche cercato di tenere presenti i due aspetti, in questo caso di Mary, che era una grande scrittrice e che dell'Ottocento appunto, quindi usava un certo tipo di linguaggio, e d'altra parte era appunto nella finzione del mio libro una persona che scriveva il suo diario per raccontare le sue giornate in compagnia degli amici, dell'innamorato, della sorella e così via. Quindi ho cercato di, anche nel modo di esporre, nella lingua usata, nella forma, ecco, ho cercato di tenere un po' presente questi due aspetti e di cercare appunto un compromesso, perché chiaramente non potevo fare che Mary scrivesse il suo diario come lo scriverebbe qualcuno al giorno d'oggi. Ci volevano sicuramente molta più ricercatezza, molta più profondità anche di riflessione nell'affrontare le questioni filosofiche oppure le discussioni letterarie fatte insieme ai suoi compagni di viaggio. E però appunto al tempo stesso volevo anche che ci fosse una certa immediatezza nell'esprimere i pensieri, le emozioni e i sentimenti di quella che nonostante appunto la distanza che c'è di 2 secoli tra noi e lei, quella che appunto rimaneva una ragazza molto giovane, non aveva ancora compiuto 19 anni Mary Shelley nel periodo di questo viaggio, e quindi volevo anche che nonostante tutta la sua cultura, tutto il suo carattere tipicamente ottocentesco, volevo che risultasse un personaggio vivo con cui molti si possono identificare e che avesse appunto anche un po' di freschezza della giovinezza, ecco. Abbiamo anche io lo accennavo presentando questa intervista, accennavo agli ascoltatori, c'è chiaramente la figura più celebre che abbiamo l'occasione di rivedere non in chiave cinematografica, perché io penso che la maggior parte delle persone conoscono Frankenstein nella versione cinematografica. In realtà Frankenstein affronta temi molto attuali, no? Come quelli del transumano, dell'oltreuomo, quello dell'uomo. Ricordiamoci Faust di Goethe, insomma, no? Ci sono riflessioni con l'avvento della scienza, ci sono riflessioni anche filosofiche e anche sulla scorta di scoperte scientifiche, riflessioni su come l'uomo possa andare oltre i propri limiti. E Frankenstein è una prova di questo tentativo, una testimonianza di questa volontà, romanzata finché si vuole, ma esprime qualcosa che, a parte che l'essere umano ha sempre cercato un po' di andare oltre i propri limiti, poi ci sono dei periodi storici in cui questo desiderio, questa volontà, queste aspirazioni si incontrano alla luce di riflessioni filosofiche o di scoperte scientifiche. Anche questo traspare, emerge dal suo romanzo, se non sbaglio. Sì, perché appunto questa è comunque una cosa che sicuramente è stata importante per Mary per concepirlo, appunto le prime idee che le sono venute secondo il suo stesso racconto ascoltando delle discussioni tra Polidori, Shelley, Byron, discussioni che erano di natura appunto sia filosofica che scientifica. Come lei ha detto prima molto giustamente, questo periodo storico è stato veramente tumultuoso, pieno di tensioni e di cambiamenti. Non dobbiamo dimenticare che non molti anni prima c'era stata la rivoluzione francese, la crisi dell'illuminismo, e ancora perduravano anche in Inghilterra le tensioni sociali, politiche fra i progressisti e conservatori. Non dimentichiamo che praticamente stava per cominciare il risorgimento anche in Italia, quindi c'erano sicuramente tanti fermenti che potevano anche
cambiare le cose in un modo violento. E c'era sicuramente l'interesse per il progresso, per le nuove scoperte scientifiche, come appunto l'elettricità, il galvanismo, questi esperimenti che portavano a riflettere su quale fosse l'essenza della vita, quindi anche la creazione della vita, e su quale fosse anche la natura proprio umana, la natura dell'anima, l'identità di ogni individuo. Tra l'altro quello dell'identità e dell'interiorità è un tema molto importante per tutto il romanticismo, e quindi si vede che già qui 2 secoli fa cominciavano appunto questi tipi di riflessioni cominciarono a diventare davvero tanto importanti e tanto complicate, e sono cose che poi sono continuate ancora, sono continuate nell'Ottocento, sono continuate nel Novecento. Se noi pensiamo a tutti i dibattiti che ci sono stati 20-30 anni fa con cose come la clonazione, la mappa del genoma umano, vediamo che appunto cambiavano gli elementi scientifici, le scoperte scientifiche, che erano molto più avanti, ma la base alla fine era quella, le domande che rimanevano in fondo erano pur sempre le stesse, questa differenza appunto tra il vivo e il non, l'organico, l'inorganico, l'animato e l'inanimato, sia in senso di animato vivo ma anche proprio di dotato di un'anima, e sono appunto le cose con cui a ben vedere ci troviamo a fare i conti ancora oggi, perché quando parliamo di intelligenza artificiale e abbiamo paura di non riuscire più a capire se stiamo parlando, chattando con una macchina o con un uomo, ci sono ancora in ballo questi stessi problemi e queste stesse sia speranze che paure molto importanti, molto forti, che vengono fuori davvero con un'evidenza notevole. E poi appunto il discorso sicuramente appunto del superamento dei limiti, dell'ansia di conoscenza. Si sa che appunto il romanticismo aveva un grande interesse, una grande simpatia per i ribelli, per gli irregolari, figure come Prometeo, i titani che sfidavano il divino, che cercavano la conoscenza al di là di tutto. Quindi c'era sicuramente il fascino di queste figure, ma c'era anche la riflessione su quali potessero essere i problemi e i limiti di questi atteggiamenti di ribellione e di superamento dei limiti umani, appunto come diceva il mito di Fausto, e anche un altro di questi simboli tipicamente romantici, anche in fondo un'opera come Manfred di Byron, guarda caso concepito durante questa vacanza del 1816, sempre anche lì questa riflessione sui limiti dell'uomo e sul superamento, sulla sfida continua a questi limiti. Ecco, andando verso la conclusione, magari le leggo alcune recensioni dei suoi lettori. Allora, hanno definito questa opera affascinante, perfettamente equilibrata tra intreccio narrativo, fatti reali, trama immaginaria, cornice rarefatta ed estremamente evocativa, avvincente, colori e sfumature intensi e penetranti con momenti di vera passione creativa, scrittura estremamente raffinata, pennellate sapienti e ispirate, un romanzo che è un balsamo per l'animo e per il cuore. Insomma, mi sono compiuta, direi, da queste recensioni che alcuni dei lettori che hanno scritto, hanno commentato il suo libro. Sì, appunto, speravo ovviamente che piacesse, perché si scrive anche con la speranza che possa risultare interessante e appassionante per i lettori. E poi sono stato appunto molto contento di vedere che sono riuscito a rendere Mary una figura viva, una figura con cui ci si può identificare per tante ragioni, che penso che qualunque lettore e anche gli aspiranti scrittori possano veramente ritrovare tanto di se stessi in Mary Shelley, e poi anche appunto per l'interesse per
il paesaggio, per l'arte romantica, quindi anche le descrizioni, le atmosfere così tra il romanticismo e il gotico sono state apprezzate anche queste, e ne sono molto felice perché sono una cornice importantissima per gli eventi del romanzo e per le emozioni che vengono espresse. Prima di accompagnarci, Fumagalli, le chiedo, il libro nel cassetto, c'è il prossimo libro, è in gestazione, quando torneremo a sentirla qui a Parola di Scrittore per il suo nuovo libro? Io spero che quest'anno ci sia una nuova uscita, perché comunque appunto io sono sempre molto appassionato nella scrittura e quindi sono sempre impegnato a scrivere qualcosa di nuovo, a rileggere, ricorreggere, rivedere qualcosa che avevo scritto prima, quindi è veramente una cosa continua per me l'impegno nella scrittura. Se non sto scrivendo, sto comunque facendo qualcos'altro che riguarda e che è indispensabile per la pubblicazione di un libro, quindi spero che ci sarà una nuova uscita quest'anno, spero di essere ancora invitato, perché è stato un grande piacere. Assolutamente, siamo noi che la ringraziamo ancora Paolo Fumagalli. Non so se aveva ricordato allora il suo romanzo Un anno senza estate, nuova edizione, 16 euro, 315 pagine. Paolo Fumagalli, grazie davvero, e allora abbiamo capito, ci risentiremo entro la fine dell'anno. Grazie. Grazie a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora andiamo a concludere questo oltre la pagina, vediamo se ci sono. No, le borse ormai dovrebbero essere stanche di essere a picco, adesso basta. Allora, no dai, non si deve ridere di queste cose, perché comunque è che certe volte ci sono le notizie che restano 27 ore appiccicate anche da Gospia. Niente, allora non mi resta che ringraziare la grandissima Sveva sulla torre di comando e energia tecnica. Oggi mi ha tenuto d'occhio perché oggi le stavo sbagliando tutte. Grazie Sveva, stai diventando il bastone della mia vecchiaia, e grazie naturalmente a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà